Eccoci qua, carissimi amici, in questa bella mattina primaverile di quasi estate. È venuto un bel temporale, si è rinfrescato, è stata una meraviglia. E un po' di acqua è arrivata perché siamo ancora scarsi di acqua e quindi sempre cerchiamo di vedere il lato positivo delle cose, questa è sempre la base. Allora, oggi dovremmo insieme vedere il famoso, solito libro, che adesso oramai non ne possiamo più, La via all'equilibrio, dove parleremo oggi dello schema, diciamo così, del sistema. Capitolo 27, il sistema che io ho messo a punto mettendo insieme varie conoscenze e poi elaborandole, come al solito, come ho sempre fatto, no? Siamo tutti dei gran copioni. E quindi copiando un po' di qua, copiando un po' di là, mettendo insieme le cose che mi sembrava che funzionassero meglio, sperimentando per tanti anni con tante persone, siamo arrivati a questo capitolo 27, più muscolo e meno grasso con la dieta PR Ratio e le altre 6 armi di distruzione di massa grassa. Quindi fondamentalmente questo è un capitolo dedicato a chi vuole dimagrire. Ora, per entrare nel vivo della questione, quindi spiegarvi queste 7 armi di distruzione di massa, fondamentalmente la prima è questa dieta particolare che si chiama PR Ratio. Devo introdurre alcuni argomenti. L'umanità è afflitta da questo problema, soprattutto adesso, chiaramente che c'è un po' più di ricchezza alimentare, chiamiamola così, un po' più di cibo a disposizione che negli anni passati, è afflitta dalla obesità. Questo è successo anche in passato, anche gli antichi romani, quando erano al tempo della Repubblica, erano tutti belli magri. Al tempo dell'impero invece gran parte della popolazione godeva di un certo accesso al cibo maggiore e quindi non si sapeva trattenere e quindi erano tutti tanti in sovrappeso. Ecco, quindi il problema del sovrappeso è un problema molto serio perché prima di tutto è un disturbo per la persona stessa, perché chiaramente fa fatica a piegarsi, fa fatica a fare i movimenti, fa fatica a fare le scale, cioè ci rallenta in tutte le nostre prestazioni, proprio in tutte. E c'è un fastidio estetico chiaramente perché a noi piace il fisico, quello non si vede ma giù in fondo là c'è il bronzo di Riace, ecco quel fisico là per il maschio diciamo è il fisico considerato ideale, ecco, diciamo che approssimativamente ha una percentuale di grasso, e qui introduciamo un concetto cardine, ha una percentuale di grasso intorno a 13, 14, 15%. Ecco. Cosa vuol dire? Che si cominciano a intravedere gli addominali superiori e quelli medi. Ora, noi da un lato abbiamo scelto uno stile di vita sedentario, perché chiaramente non è che l'uomo non vede l'ora di far fatica, per usare un eufemismo, quindi potendo far fare i lavori pesanti alle macchine o addirittura ad altre persone che sono deputati a quella cosa là, lui non si sporca più le mani e quindi consuma molte meno calorie ogni giorno e allo stesso tempo avendo disponibilità anzi economiche, lui riesce a mangiare di più e quindi chiaramente il grasso cresce. Il grasso è un tessuto di riserva. Quindi quello a cui stiamo assistendo adesso è questo aumento di questo grave problema dell'obesità. Diciamo che l'obesità, finché c'è l'aumento del grasso nel corpo, quindi non avere un fisico come il bronzo di Riace, ecco, quindi introduciamo brevemente il concetto percentuale di grasso. Ecco, quando noi diciamo quella persona è grassa, sono 2 i parametri fondamentali. Quando diciamo quella persona è grassa, quindi la panciona, il sederone, quando la persona è grassa e a volte anche tutto il corpo molto grasso, quindi le pieghe cutanee di grasso sono grosse. Quando la persona è grassa, la percentuale di grasso è molto alta. Poi esiste un altro, e quindi qui
diciamo, io mi riferisco a un concetto che è il peso forma. Il peso forma cos'è? È quel peso che noi avremmo con una percentuale di grasso, diciamo, ottimale. La percentuale di grasso ottimale per il maschio è intorno al 15%, per la femmina è intorno al 20%. Come vi dicevo prima, bronzo di Riace ha il 14-15%, cosa vuol dire? Vuol dire che si vedono gli addominali medi e superiori. Per vedere gli inferiori dobbiamo andare sotto il 10. Col 10 si cominciano a intravedere, col 4 si vedono proprio la famosa tartaruga, ecco, che è una cosa un po' contro natura, ma comunque, per completezza di spiegazione io vi do tutti i dati. Per la femmina invece si hanno un po' più delle classifiche, diciamo, delle percentuali un po' più benigne, si parla del 20% di grasso come percentuale ottimale, quindi un range che è considerato sano dal 15 al 24% per la femmina, con un ottimale al 20%, e un range dal 10 al 20% per il maschio considerato buono, ottimale al 15%. Questo è ciò che il primo concetto che ci serve per imparare, per diventare coscienti del problema grasso e di come funziona. Quindi la prima cosa è questa: dimenticatevi l'indice di massa corporeo, sono cose vecchie che servono veramente a poco. Una volta si utilizzava questo sistema che è molto 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 approssimativo, cioè si fa il rapporto tra il peso e si mettono in relazione peso ed altezza e il sesso. È un concetto molto relativo. Voi immaginatevi ad esempio un atleta, i fisici più scolpiti che noi abbiamo tra gli atleti sono quelli dei 100 metristi, no? Che sono alti 1,85 m, 1,90 m, due spalle così, 4% di grasso, una massa magra enorme, per cui siamo su 95-100 kg di massa magra, quindi cosce grandi, tutto un fascio di muscoli. Quello che oggi viene considerato il fisico più bello, a mio avviso è un po' esagerato, difficilmente in modo naturale si può ottenere quel fisico là. Ecco, a mio avviso il bronzo di Riace sarebbe più raggiungibile e più ragionevole per noi esseri umani. Però come al solito quando c'è un estremo di sovrappeso c'è un estremo del culto del non sovrappeso, del magro. Quindi fa parte della mancanza di equilibrio, secondo me, che noi sempre viviamo. La legge dello yin e dello yang, una delle leggi. Dopo un eccesso di yang c'è un eccesso di yin, poi dopo un eccesso di yin c'è un altro eccesso di yang. Quindi, dicevamo, immaginiamo quel fisico là, no? Pertanto per farvi comprendere come il rapporto, mettere in relazione altezza e peso è troppo poco. L'atleta che vince i 100 metri piani, fisico statuario, 95 kg di muscoli, 4% di grasso, tutti gli addominali che si vedono alla perfezione, bicipiti grandi, quadricipiti grandi, fisico perfetto. Smette di fare sport, sale sulla bilancia, pesa 95 kg, altezza 1,85 m, percentuale di grasso, se c'è uno come me che la misura, 4%. Che succede? Smette di fare sport, continua a mangiare come prima, però non fa più sport e si ritira. Nel giro di 2, 3, 4 anni perde 15 kg di muscoli e mette 15 kg di grasso. Quindi la figura cambia completamente, i muscoli si riducono di volume, le spalle si restringono, la pancia si aumenta, gli addominali spariscono completamente, anzi viene proprio una bella pancia. Voi quando lo incontrate dite: Madonna, che brutta fine che ha fatto questo giovane atleta che era così bello, così perfetto. Eppure se voi lo mettete sulla bilancia pesa sempre 95 kg, l'altezza è sempre 1,85 m, quindi l'indice di massa corporea è lo stesso, ma la percentuale di grasso adesso è al 30%, non è più il 4%. Ecco cosa è cambiato. Quindi noi fissiamoci bene questo concetto molto importante: percentuale di grasso, cioè il nostro corpo lo possiamo dividere in due comparti: il grasso
e tutto il resto. Tutto il resto vuol dire le ossa, i muscoli, la pelle, il cervello, gli organi interni, cuore, fegato, tutto il resto. Sangue. Il grasso invece a parte, quindi se la percentuale di grasso supera certi numeri, quindi abbiamo detto nelle femmine è considerato sano il grasso dal 15 al 24%, quindi se supera il 24% siamo considerati in sovrappeso. Dal 24 al 30 approssimativamente abbiamo solo danni estetici, quindi fondamentalmente i primi punti percentuali oltre il massimo consentito abbiamo soltanto danni estetici, abbiamo un po' di pancetta, detto in parole povere, ma la nostra salute non viene granché influenzata da questo. Superato, diciamo nella femmina il 30%, e dal 30 al 35 più o meno cominciano i danni sulla salute dovuti al sovrappeso, cioè se noi prendiamo 100.000 persone che hanno il peso forma e 100.000 persone, il peso forma abbiamo detto cosa vuol dire? Vuol dire, parliamo della femmina, il 20% di grasso. Se noi prendiamo 100.000 femmine col 20% di grasso e poi prendiamo 100.000 femmine col 30% di grasso, noi vedremo che questo 30%, questa popolazione si ammalerà di più di questa, però si ammalerà di malattie non particolarmente gravi, quindi ad esempio avrà un po' più di esaurimenti nervosi perché chiaramente la donna non si piace, non si vede, non si può più mettere i vestiti che aveva prima, si vede brutta. Cioè, già la femmina è portata a vedersi brutta anche se è Miss Italia, Miss Mondo. Figuriamoci poi se invece del 20% ha. Quindi immaginiamo quanto difficile e quanto sofferente diventa l'animo femminile, la mente femminile, vedendosi allo specchio che era abituata ad essere il 20% di grasso con una vita bella stretta, non dico vitino di Vespa, ma che si poteva mettere qualunque vestito che trovava, che andava bene, arriva al 30%, le taglie sono diverse e poi quando si mette quel vestito non fa l'effetto che faceva sulla modella o sul manichino. E quindi è una sofferenza grandissima. Questo spinge ancora di più quelle 100.000 donne a una sofferenza del sistema nervoso che in alcuni casi mette in luce una debolezza del sistema nervoso talmente grande da portare a un esaurimento, che in potenza è presente anche in quest'altra popolazione, ma che non si mette in luce perché è come una catena. Se tu non la tiri oltre un certo livello, c'è un anello debole che si rompe a 10.000 kg di peso, di trazione. Se tu arrivi fino a 9.000, quella catena non si rompe mai. Ma se tu qui in quest'altra popolazione arrivi a 11.000 di peso, la catena si rompe. Ecco, quindi le 100.000 di qua avranno meno malattie che le 100.000 invece, queste diciamo col peso forma, avranno meno malattie di queste. Però la speranza di vita, cioè gli anni che noi possiamo vivere, che possiamo sperare, chiaramente è tutta un'illusione, ma insomma è tutta una speranza più che un'illusione. Gli anni che statisticamente ci spettano, chiaramente voi capite che questo è sempre nella media sui 100.000 persone, perché ci sarà quello purtroppo che muore di tumore a 40 anni e c'è quello che invece vive 110 anni. La speranza di vita mettiamosi a 80. Ecco, la speranza di vita non cambia in questi due gruppi perché le patologie che si sviluppano sono leggere e non portano così tanti danni al corpo da accorciare la vita. Ma se noi aumentiamo il sovrappeso, oltre, abbiamo detto dal 10 al 24 va bene, dal 24 al 30 con danni estetici, dal 30 al 35 cominciano dei danni invece sulla salute. Quindi per esempio il sovrappeso ci porterà più dolori alle caviglie, più dolori alla schiena, più dolori alle ginocchia. Cioè questo sovrappeso metterà in luce le debolezze che ci sono nell'organismo. Se invece non avessimo avuto quel sovrappeso non si sarebbe sviluppata quella patologia, oppure si sarebbe sviluppata a 90 anni. Col sovrappeso le nostre ginocchia cominciano a soffrire a 40. Capite il gioco? Però dicevamo dal 30 al 35 questi danni non sono così importanti da ridurre la speranza di vita. Oltre il 35 circa, chiaramente sono numeri approssimativi,
si perdono anni di speranza di vita, cioè le patologie derivanti dal sovrappeso sono talmente importanti e talmente precoci, iniziano diciamo prima, che portano che noi poi siamo costretti a prendere dei farmaci, siamo costretti a subire degli interventi chirurgici, siamo costretti a subire tutta una serie di cose che sono anche le conseguenze di queste malattie. Facciamo l'esempio del diabete, no? Noi abbiamo un'importante obesità, molto facilmente andremo incontro al diabete. Il diabete certo accorcia la speranza di vita. Quindi cominciamo ad andare in un campo sempre più minato, dove i rischi che corriamo, chiaramente stiamo parlando sempre di rischi, è una possibilità, però statisticamente questa popolazione accorcia la sua vita media, rispetto a questa che ha il peso forma, questa accorcia la sua vita media quando supera il 35%. E più la supera, quindi dal 35 al 40%, mettiamo, vi do dei numeri così, 2-3 anni abbiamo perso, dal 40 al 50 ne perdiamo 5 o 6, cioè il sovrappeso, e questo andrebbe detto chiaro a tutti, il sovrappeso ci toglie anni di vita oltre un certo parametro, quindi assolutamente io non vi sto consigliando di diventare dei maniaci, non a caso sconsigliavo un fisico diverso da quello del bronzo di Riace, per esempio, per i maschi. Quindi evitiamo le fissazioni, evitiamo gli estremi, come dicevo prima, evitiamo l'estremo che l'obesità va bene, anzi diventa quasi una cosa simpatica, ma evitiamo anche l'altro estremo dove devo avere il 3%, se non ho la tartaruga non posso sopravvivere. Sono tutte cose che non hanno di mira la nostra salute. L'obiettivo di queste idee non è la salute, non è lo star bene, il benessere a 360 gradi. Non è solo il benessere, mi devo vedere con la tartaruga. Quella è una piccola parte del nostro essere, c'è una grande parte del nostro essere che non gli può importare di meno della tartaruga, vuole stare bene. Ecco, quindi il consiglio che io do è questo: non drammatizziamo, non sopravvalutiamo, quindi cerchiamo di stare nell'equilibrio. L'equilibrio cos'è secondo me? Il peso forma, quindi il 20% per le femmine di grasso, il 15% per i maschi. Quindi, per i maschi diciamo i bronzi di Riace, ecco, un bellissimo fisico con anche una importante massa magra. In questo capitolo noi parleremo come ridurre il grasso, non tanto come aumentare la massa magra. Quello è ciò che io chiamo il peso ideale. Il peso ideale è quello che noi ci guardiamo allo specchio e diciamo avrò anche raggiunto il peso forma, cioè sono un maschio, ho il 15% di grasso, sono una femmina, ho il 20% di grasso, però non ho abbastanza massa magra, sono troppo fino, non ho muscolo, non ho potenza. Allora c'è il capitolo dello sviluppo della massa muscolare. Quindi non confondiamo le due cose. Quando noi parliamo di peso, quando io parlo di peso forma, mi riferisco al peso che noi avremmo data la nostra attuale massa magra, quindi fondamentalmente il muscolo, perché è quello che varia quando facciamo le diete, quando facciamo gli esercizi, data la nostra massa magra, che peso avrei se sono un maschio avessi il 20% di grasso, se sono una femmina, il 15% di grasso, se sono una femmina avessi il 20% di grasso, quanto peserei? Quello è il peso forma. Il peso ideale è potrebbe essere lo stesso, ma potrebbe anche essere diverso se la nostra massa magra è troppo poca. E quindi noi ci guardiamo allo specchio quando abbiamo raggiunto il peso forma e diciamo: sì, sono magro, ma sono troppo fino, non ho sostanza, devo fare l'altra cosa. Quindi, torniamo a noi. Fondamentalmente, quindi, noi abbiamo questo concetto della percentuale di grasso. Da un lato noi abbiamo questo range che possiamo ottenere in vari sistemi, e adesso ne parleremo di questo. Dall'altro abbiamo gli esercizi per sviluppare la massa magra, i quali aiutano anche a consumare il grasso, quindi sono due cose relazionate tra loro.
Ma veniamo a perché noi sviluppiamo troppo grasso? Perché non abbiamo, se siamo maschi, il 15%? Perché l'antico romano della Repubblica aveva il 10-15% di grasso e il romano di adesso ha la panza? Anzi, hanno inventato anche il proverbio homo de panza, homo de sostanza. Perché? Perché è semplice, il romano della Repubblica del 400 a.C. era un contadino, lavorava tutto il giorno, zappava oppure si preparava per la guerra e mangiava poco, mangiava il giusto, mangiava quasi tutto vegetariano, tutti i cibi naturali chiaramente, ma soprattutto consumava tanto. E qui introduciamo il concetto fondamentale, questo equilibrio tra queste due variabili, quello che mangiamo, quindi l'apporto calorico fondamentalmente che noi mangiamo, quello che noi bruciamo col movimento, con l'attività. Queste sono le due variabili più importanti, ma ce n'è una terza che è il metabolismo nostro, cioè le persone, voi avrete incontrato tante volte delle persone che spesso la moglie mi dice che il marito mangia molto più di lei e non ingrassa e le fa un'invidia tremenda. Tendenzialmente la femmina è un organismo per certi versi più evoluto. Che cosa vuol dire? Ha bisogno di meno cibo, ha bisogno di meno acqua, ha bisogno di un po' meno tutto, si arrangia di più. Perché questo? Perché è un organismo che è stato, come dire, perfezionato per la gravidanza, per l'allattamento, quindi deve sempre avere una certa scorta di liquidi per poter garantire l'allattamento al bambino, anche se l'acqua all'esterno non c'è. Deve sopravvivere con meno cibo possibile, perché spesso il cibo manca in natura. Vediamo come questa caratteristica che noi reputiamo negativa adesso, perché non ci fa mangiare, mentre guarda mio marito quanto mangia quel maiale, guarda i dolci, il gelato dopo la cena e non ingrassa. Io invece sto attento a tutto, faccio la dieta e sono sempre sovrappeso. Ecco, questa cosa noi la vediamo come negativa, ma in realtà evolutivamente è positiva, è un vantaggio evolutivo, perché se fossimo nella natura e non c'è da mangiare, chi sopravvive di più? Quello che ha bisogno di meno cibo o quello che ha bisogno di più cibo? Capiamo il senso. Ecco perché il maschio dimagrisce molto prima, 99 volte su 100, perché ha un metabolismo più rapido. La femmina fa più fatica, perché è un organismo, come dicevo, più evoluto. Capisco che le persone direbbero io preferirei essere col metabolismo, ma il metabolismo più rapido ci costringe a mangiare di più. Noi oggi siamo ricchi e quindi abbiamo tanto da mangiare, per cui non c'è il problema, ma in natura il problema ci sarebbe e tanto. Quindi il senso è, prima di tutto, noi cerchiamo di capire queste tre variabili. Per questo noi ingrassiamo, per queste tre variabili. Il metabolismo basale è la base, no? Quindi abbiamo detto il maschio tendenzialmente più veloce il metabolismo, la femmina più lento. L'anziano più lento, il metabolismo più lento, il giovane più veloce. Anche qui vedete, noi lo vediamo come una cosa negativa. Ma dottore, io quando avevo 20 anni facevo una settimana solo frutta e dimagrivo 3 kg. Adesso faccio una settimana solo frutta, ne ho 50, che mi servirebbe molto di più, e ne perdo uno. Ecco, vedete come anche qua evolutivamente il nostro corpo migliora passando gli anni, non peggiora. Noi lo vediamo un peggioramento perché godiamo nel mangiare, ma evolutivamente meno cibo tu hai bisogno e più sei avanzato. Quindi vediamo che il metabolismo basale cambia da persona a persona, cambia nella stessa persona da stagione a stagione e soprattutto da età a età. Da giovani il metabolismo è più veloce, da vecchi è più lento. Abbiamo detto tre variabili, quindi metabolismo, quello che noi mangiamo come apporto calorico, perché chiaramente l'acqua, i sali minerali sono cose che non incidono, diciamo, sulla produzione di grasso più di tanto, anche se è vero fino a un certo punto, poi lo vedremo, quanto bruciamo col movimento. E questo è il problema. Le società ricche che cosa fanno? Fanno poco movimento, perché i lavori li fanno fare agli schiavi o alle macchine, e mangiano di più. E chiaramente ingrassano, perché
la bilancia calorica, se io consumo 1500 calorie al giorno, consumo nel senso brucio, e ne mangio 1800 e il mio metabolismo è medio, quindi quello che mangio deve uguagliare quello che brucio, ho 300 calorie in più ogni giorno che metto dentro. Il corpo cosa fa? Il corpo è molto intelligente, il corpo è studiato per la carestia, lui non è studiato per l'eccesso di cibo, i frigoriferi pieni, il nostro corpo è studiato per zero da mangiare. Quindi lui dice, 300 calorie in più, mettiamole da parte che potrebbero sempre servire quando non c'è da mangiare. E fa il grasso. Il grasso è un tessuto di riserva di energia, fondamentalmente. Quindi il nostro corpo è parsimonioso, si mette via, risparmia. E con noi il nostro obiettivo, con questo capitolo, è quello di fargli consumare queste scorte. E come possiamo fare? È molto semplice. Aumentiamo quante ne bruciamo di calorie, quindi il movimento, riduciamo l'apporto calorico e stimoliamo il metabolismo. E questo in vari modi si può fare. Ecco, le famose 7 armi di distruzione di massa grassa. Ci sono degli esercizi che si fanno, per esempio l'esercizio dell'addome, che serve ad attivare la circolazione del C, dell'energia. Non dimentichiamo che il C comanda tutto. Comanda la circolazione, comanda il metabolismo, comanda tutto, l'energia comanda ogni cosa. Molte di queste pratiche, anche l'auriculoterapia, i 4 punti meravigliosi, molte di queste pratiche che troverete, al di là, oltre la dieta, le altre 6 armi, diciamo, sono pratiche che sono sistemi che tendono a ottimizzare il flusso del C, dell'energia, l'uso delle piante medicinali in modo da stimolare il metabolismo. Quindi ci sono delle tecniche per fare questo. Però questo capitolo, ciò di cui oggi parleremo fondamentalmente, perché altrimenti dura troppo il video, parleremo dell'alimentazione. L'alimentazione che ho studiato per questo. Ma finiamo prima, fotografiamo la nostra situazione prima di iniziare lo studio, diciamo, di come fare questa dieta PR Ratio. Allora, abbiamo detto, prima di tutto ci serve la percentuale di grasso. Anzi, facciamo un passo indietro. Noi dobbiamo fare la dieta PR Ratio, ma la dieta PR Ratio, che viene PR da proteina, ratio significa quantità, percentuale, ecco, ma significa anche ragione in latino, e per dire logico, ecco, razionalità. La dieta PR Ratio parte da un principio molto semplice, che è il principio della dieta proteica. Noi dobbiamo ridurre l'apporto calorico, ma non ridurre l'apporto di proteine, perché uno dice calare si fa presto, sto senza mangiare, nei campi di concentramento, ad Auschwitz, al Mauthausen, quei posti orribili, e tutti magri, sfiniti, perché? Ma perché li facevano lavorare tutto il giorno e mangiare niente, consumavano 2000 calorie al giorno, ne introducevano 100, è chiaro che il corpo, come i naufraghi, come quelli che si ritrovano su dei posti terribili, non riescono ad avere accesso al cibo. Il nostro corpo, se non è molto molto speciale, viene riassorbito tutto quanto, prima il grasso, poi anche il magro, e alla fine restiamo proprio per le ossa. Sì, ma così non è un vantaggio. E poi chi riuscirebbe a farlo? E poi si sballano tutti i valori del sangue. È un sistema scorretto di dimagrire, interrompere l'alimentazione, molto sbagliato. Quello che invece vi consiglio è la dieta proteica, che invece funziona in modo molto molto semplice. La base è questa: noi dobbiamo dare al corpo le proteine che servono per mantenere la nostra massa magra, quindi fondamentalmente i muscoli. Questo cosa significa? Noi ogni giorno consumiamo una parte di muscolo e la dobbiamo ricostruire. Abbiamo quindi un fabbisogno proteico giornaliero. Questo a prescindere dal fatto che noi siamo giovani, siamo vecchi, influenza poco, a prescindere dal fatto che noi stiamo facendo la dieta, non facciamo la dieta, è molto importante dare al corpo quel tot di proteine al giorno. Se noi falliamo questo, il corpo ha delle scorte, ma durano molto poco. E le scorte fondamentalmente sono i nostri muscoli, quindi lui consuma i muscoli, piano piano consuma i muscoli. Questo non è il nostro obiettivo. La massa magra è una ricchezza. Non ho mai visto nessuno che mi ha detto ho un problema, ho troppa massa magra.
mai. Quindi noi facciamo molta fatica a mettere su 10 kg di massa magra, mettere su 10 kg di grasso non ci vuole tanto. Sempre nella gran parte della popolazione, perché poi ci sono anche le persone che soffrono di magrezza, persone che hanno un metabolismo velocissimo, per cui devono continuamente mangiare, se no calano di peso. Vedete quante variabili. Ma nella media, ecco, nei grandi numeri, 80-90%, noi soffriamo del problema contrario, cioè mettiamo su facilmente il e facciamo fatica a mettere su il magro. Quindi è importantissimo dare al corpo il suo fabbisogno proteico giornaliero tutta la vita, non solo durante questa dieta. Ecco perché io quando visito le persone, prima cosa, le peso. Mi serve il peso totale, mi serve l'altezza, mi servono alcuni parametri che li introduco in un programma e questo mi dà la risposta della sua percentuale di grasso. Ma la percentuale di grasso con una buona approssimazione la possiamo ottenere anche con queste bilance, con gli elettrodi che voi salite sopra scalzi, vi dà la percentuale di grasso, oppure con il plicometro, metodo che usano molto nelle palestre, un metodo un po' meno preciso ma comunque sufficiente. Quindi, prima di tutto otteniamo peso totale e percentuale di grasso. Una volta ottenuto questi due parametri, dobbiamo entrare dentro questa tabella dove c'è una formula. Noi mettiamo il peso, mettiamo la percentuale di grasso, facciamo l'operazione, quindi noi mettiamo che io peso 100 kg e ho il 30% di grasso, quindi 100 kg viene un conto molto semplice, ma comunque cercate di capire, il 30% di 100 è chiaramente 30 e sulla calcolatrice si fa, no? 100, il peso 100 per 30 e poi o si spinge il tasto per 100 oppure si fa diviso 100 uguale e viene fuori la quantità, il valore assoluto, cioè quanti chili di massa grassa io ho. Chiaramente col 100 il 30% è 30. Quindi con 30 kg di massa grassa quanta massa magra ho? Allora faccio 100, il peso totale, meno 30 la massa grassa. Mi viene cosa? La massa magra, perché il corpo è fatto di massa grassa e massa magra. Quindi io questa mia misurazione mi è venuto che ho peso 100 kg sulla bilancia, di cui 70 di massa magra e 30 di massa grassa. A questo punto io ho il valore della massa magra, moltiplico il valore della massa magra per un fattore che varia se sono maschio o se sono femmina. Se sono maschio è 1,18, se sono femmina 1,25. Quindi faccio chili di massa magra 70 nel nostro esempio per 1,18 sono maschio uguale peso forma e mi viene un certo valore. Quello è il peso forma. Vi ricordate, abbiamo detto peso forma? È il peso che avrei data la mia attuale massa magra, che sono i 70 kg, se avessi il 15% di grasso, se sono maschio, se sono una femmina il 20% di grasso. Benissimo, ottenuto questo peso forma, che è diciamo l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere, lasciamo stare il discorso se vogliamo aumentare la massa magra, c'è il suo capitolo che ve lo spiega, dobbiamo ottenere il fabbisogno proteico, cioè quante proteine al giorno devo sempre mangiare tutta la mia vita per mantenere quella massa magra. Nuovamente io metto il peso forma e lo moltiplico per un fattore che è 0,6 per le femmine, 0,9 per i maschi. Mi uscirà fuori un numero in grammi. Facciamo un esempio, qui abbiamo 70 di peso forma, per 0,9 viene circa 63 grammi. 7 per 9 63. 63 grammi di proteina al giorno che io devo mangiare. Ma questo sistema che io ho inventato, PR Ratio, usa delle monodosi di proteine, se vogliamo dire, cioè una razione di proteine al giorno di circa 8 grammi. Quindi io cosa faccio? 7 per 9 63. I 63 grammi di proteine al giorno, che è il mio fabbisogno proteico, lo devo dividere per 8, che è il peso di una porzione proteica. E mi uscirà fuori 63 diviso 8, circa 8, perché 8 per 8 64. Quindi, se io voglio fare la dieta PR Ratio,
devo consumare, mangiare ogni giorno 8 unità proteiche, 8 porzioni proteiche. Dove le trovo queste 8 porzioni proteiche? Cioè, col cibo normale, ecco, questo è il vantaggio di questa dieta. Questa dieta è ispirata alla dieta proteica. La dieta proteica, come vi dicevo prima, è questa dieta inventata da Blackburn ancora negli anni 70. Lui ha detto, proviamo a fare una cosa, diamo ad ogni persona soltanto le proteine che servono per mantenere la massa magra e non gli diamo zuccheri e grassi. La persona mantiene il muscolo, però perde. Perché succede questo? Perché il corpo potrebbe convertire le proteine in energia. Ecco, facciamo un passo indietro. Perché noi mangiamo? Perché dobbiamo ricostruire e caricare di energia il corpo. Noi siamo come un cellulare che si scarica, quindi abbiamo bisogno di energia da un lato. Dall'altro lato abbiamo bisogno di sostanze, di mattoni, perché il nostro palazzo, la nostra struttura, continuamente viene rimaneggiata, quindi si butta giù un muro, bisogna ricostruirlo, quindi dobbiamo dargli i mattoni e la malta ai nostri operai interiori. Quindi noi mangiamo per questi due motivi, scopo energetico, scopo plastico di ricostruzione. Per lo scopo energetico noi ci regoliamo tramite, ci aggiustiamo il nostro bilancio energetico soprattutto con gli zuccheri e i grassi, sono i più semplici. Gli zuccheri sono per avere l'energia subito, istantanea, i grassi ci mettono un po' di più, ma vanno benissimo anche i grassi. Mentre per lo scopo plastico noi usiamo le proteine, che però possiamo in caso di emergenza usare anche a scopo energetico. Perché allora il corpo usa le proteine solo allo scopo plastico se io al corpo dessi soltanto le proteine per ricostruire quello che, quindi il fabbisogno proteico giornaliero, per mantenere la sua massa magra? Perché lui non le butta nella fornace per produrre energia? Perché il corpo sa che le proteine sono rare, sono preziose. Quindi lui, se noi torniamo all'uomo di prima, 100 kg di peso, cos'era? 70 di massa magra, 30 di massa grassa perché era il 30%. 7 per 9, 63, 8 porzioni proteiche al giorno, abbiamo detto, con un fabbisogno proteico di 63 grammi di proteine al giorno. Mettiamo che gliene diamo 100, 90, quindi gli diamo 30 grammi di proteine in più. Lui che cosa fa? Il suo corpo, i primi 63, diciamo così, li mette via per lo scopo plastico. Gli altri 27 li butta nella fornace per produrre energia. Ecco perché una dieta iperproteica difficilmente ottiene i risultati che può ottenere invece una dieta normoproteica come quella che consiglio. Cosa vuol dire? Iperproteica vuol dire io mangio di più del fabbisogno proteico giornaliero di proteine e non mangio zuccheri e grassi. Dieta normoproteica come la mia, mangio la stessa quantità di proteine che cioè soddisfo il mio fabbisogno proteico giornaliero e basta. Quindi non sovraccarico i reni, il fegato con una quantità di azoto mostruosa. No, mangio il giusto, cioè quello che mi serve per mantenere la mia massa magra, non di più. Ecco, quindi io chiaramente consiglio questo tipo di dieta, anzi io non consiglio una dieta completamente proteica. A mio avviso è una dieta un po' squilibrata che fa soffrire un po' il sistema nervoso, si riduce il C, non è l'ottimale. L'ottimale è invece introdurre una piccola quantità di zuccheri e ci mettiamo più tempo, ma otteniamo un risultato molto superiore perché resterà nel tempo e soprattutto stando meglio di salute. Il mio obiettivo è sempre stato quello, migliorare il benessere della persona a 360 gradi, non solo sulla parte, diciamo, del peso. Quindi abbiamo ottenuto tutto. Sappiamo che dobbiamo consumare 8 unità proteiche al giorno. Come le trovo queste unità proteiche? Dalla tabella, questa, molto semplice, dove io trovo per ogni cibo quanto vale una unità proteica. Quindi, ad esempio, noi vogliamo un'unità proteica di carne cruda, 40 grammi a porzione. Però voi nella tabella trovate scritto anche gruppo in fondo, vedete gruppo A e B, A e B. Che cosa vuol dire? Io ho diviso gli alimenti in due gruppi.
per praticità chiaramente. Perché questo? Perché voi capite che è molto diverso. Allora, il quantitativo di proteine nei cibi varia da cibo a cibo. Facciamo un esempio: nella carne abbiamo il 15-20% di proteine, nella pasta abbiamo il 5%, nella frutta abbiamo lo 0%. Quindi c'è una grande diversità. I cibi che hanno le proteine fondamentalmente sono carne, pesce, uova, formaggio, legumi, cereali. C'è qualche frutto, i semi oleosi hanno un po' di proteine, ma diciamo questi sono gli alimenti principali. Quindi quello fa una differenza enorme. Se io mangio un cereale, ha soltanto il 4-5% di proteine, quindi per 100 grammi 4 o 5 grammi sono proteine, ma tutto il resto sono carboidrati, quindi è una bomba calorica. E qui trovate tutto quanto. Capiamo bene come noi dobbiamo cercare, se vogliamo fare questa dieta proteica, che comunque è una dieta proteica, quindi ipocalorica, quindi non do al corpo, se io ho un fabbisogno calorico giornaliero di 1500 calorie, non è che posso calare mangiando 1500 calorie o addirittura di più, devo introdurre meno calorie, quindi è una dieta ipocalorica. E in questo caso noi come otteniamo il risultato? Eliminando soprattutto gli zuccheri e i grassi, non al 100% perché nel mio sistema si elimina diciamo al 90%, però si eliminano in gran parte. Però dobbiamo mantenere le proteine. E come possiamo fare col cibo, visto che ci sono tanti zuccheri e tanti grassi in alcuni alimenti? Ecco che allora io ho diviso gli alimenti in due gruppi. Quelli ad alto tenore calorico e quelli a basso tenore calorico. Chiaramente per praticità, perché la cosa natura non facit saltus. Però per praticità consideriamo due gruppi diversi. Il consiglio che io do è quello di utilizzare tutti del gruppo a basso tenore di calorie, a basso contenuto calorico, tranne una porzione, iniziare per esempio una porzione ogni 3 giorni. Abbiamo detto l'uomo di prima, 8 porzioni al giorno. Lunedì 8 porzioni del gruppo B, basso. Martedì 8 porzioni del gruppo B. Mercoledì 7 del gruppo B e una del gruppo A. E provare con questo sistema. Chiaramente da cosa dipende l'efficacia della dieta? Dal terzo parametro, dal metabolismo. Io non so voi che metabolismo avete. Ci sono persone che hanno un metabolismo molto veloce, per cui con questo sistema sono capaci di perdere 1,5 kg o 2 kg a settimana. Ci sono persone che hanno un metabolismo più lento, perderanno mezzo chilo. Dipende. Ci sono persone che non perderanno niente. Perché? Perché è troppo una porzione del gruppo alta concentrazione, quindi gruppo A, ogni 3 giorni. È troppo, dovremmo fare una ogni 4, una ogni 5, una ogni 6, una ogni 7. Si aumenta sempre finché non si trova quella frequenza che ci permette un dimagramento. Quando si raggiunge, lì dobbiamo restare. Perché? Perché introdurre un po' di zuccheri è sempre una cosa più sana, più naturale, più vantaggiosa. Il nostro cervello funziona meglio, il nostro sistema nervoso tende ad essere più equilibrato. Siamo anche più simpatici per chi ci sta attorno. Ecco, quindi in sintesi io ho creato delle regole, diciamo, molto pratiche. La prima regola la prima norma, anzi le ho chiamate norme perché le regole sono quelle dell'altro capitolo. Iniziamo ogni pasto con un piatto di verdure crude, ok? E poi uno di verdure cotte. Queste sono a volontà perché le calorie nelle verdure crude e nelle verdure cotte sono veramente basse, mentre abbiamo tanto C, abbiamo acqua, abbiamo sali minerali, abbiamo vitamine, cose importantissime per la nostra vita. Seconda norma. Ogni giorno dobbiamo mangiare il numero di porzioni che abbiamo calcolato, nel nostro caso le 8 porzioni. Terza regola, lo schema base da cui vi consiglio di partire, una porzione del gruppo A ogni 3 giorni e tutto il resto del gruppo B. Poi ci si regola. Quarta regola, la frutta. Ecco, non ho spiegato la frutta anche quella l'ho divisa per praticità in 3 gruppi, ad altissimo tenore calorico, sconsigliata, troppe calorie, troppi zuccheri o grassi. Poi ci sono quelle ad alto potere calorico e a basso potere calorico.
Allora, possiamo mangiare ogni giorno 20 grammi per ogni porzione proteica. Qui vediamo come tutto gira intorno ad avere questo numero, il numero per fare la dieta Pierre Razio dobbiamo avere questo numero. Quante porzioni proteiche devo mangiare al giorno? Una volta conteggiato questo, tutto viene di conseguenza. Quindi le 8 porzioni proteiche io posso mangiare, di prima, io posso mangiare 160 grammi al giorno di frutta a basso tenore calorico, oppure la metà, cioè 10 grammi ogni porzione vuol dire, con 8 porzioni vuol dire 80, 10 per 8 fa 80 grammi ad alto tenore calorico. La frutta è ricchissima di C, è ricchissima di vitamine, è ricchissima di sali minerali, quindi è molto importante. Ultima norma, cerchiamo di fare almeno 3 pasti al giorno con un paio di spuntini. È importante, è stato visto da varie ricerche che se noi prendiamo i pasti più spesso si attiva un po' il metabolismo. Quindi io vi consiglio non i 2 o addirittura i 3 o addirittura i 2 pasti al giorno come alcuni fanno in certe diete, ma 5 pasti al giorno, perché questo è un aiuto. Questa, in soldoni, è la dieta PR ratio, dicono gli inglesi. In questo caso è una parola latina, noi diciamo razio, anche se c'è la T, si legge razio. Ecco, quindi è molto semplice, tutto gira intorno a quante porzioni proteiche devo mangiare al giorno. Avendo quel numero viene tutto di conseguenza. Vi consiglio di fare un piano, per esempio se partite dallo schema base che sono una porzione del gruppo A ogni 3 giorni, studiatevi i 3 giorni, quindi alla mattina del lunedì decidete, ok, faccio lunedì, martedì e mercoledì. La porzione proteica del gruppo A me la prendo subito il lunedì, che mi dà un po' di zuccheri. E quindi oggi ho le 8 porzioni, 7, 6, quello che avete trovato. Oggi ho diritto a 8 porzioni, quindi ho una porzione del gruppo A e mi scelgo quale, sempre in base alla nostra tabella. No, questa è la tabella dei gusti, in base a questa tabella, ecco, delle calorie, mi scelgo quale alimento del gruppo A mangerò in questi 3 giorni, una volta, una porzione, e poi mi scelgo le altre 7 porzioni. Quindi ad esempio avrò diritto a 40 grammi di carne cruda, è una porzione del gruppo B, oppure 120 di ceci bolliti, sempre del gruppo B, oppure 40 grammi di pesce crudo, oppure 20 grammi di seitan. Ecco, chiaramente scelgo e me li faccio una lista che devo consumare in 3 giorni con questo schema: i 5 pasti al giorno, verdura cruda, verdura cotta a volontà, non esageriamo con i condimenti perché anche lì nell'olio ci sono tante calorie. Ecco, anche lì ci sono i parametri che troverete sempre sul libro, e soprattutto vivere questa cosa, il mio consiglio, è come un esperimento. Dobbiamo cercare, voi non siete, se voi provate questa dieta, non siete miei pazienti del mio studio dove io vi misuro, vi controllo con le telefonate, sento come va, vi rivedo, misuro i polsi, faccio l'acupuntura. No, è una cosa a far da sé, quindi bisogna essere animati da uno spirito un po' d'avventura e anche di prudenza, perché non c'è questo controllo. Quindi verificate i vostri processi, fotografate la situazione all'inizio, quindi compilate la famosa tabella, trovate quanti chili di massa magra avete, quanti di massa grassa, stabilite quante unità proteiche dovete mangiare al giorno, partite con la dieta. Dopo una settimana, o anche dopo un mese, insomma, se vi sentite, potete rifare la misurazione e vedere che cosa succede. Quindi non misurate soltanto il peso, perché spesso possiamo perdere massa grassa e mettere su massa magra, che è la condizione migliore, e magari sulla bilancia sembra uguale, e invece siamo molto migliorati. Quindi fate un check lungo la via, spesso ogni settimana, ogni 10 giorni, controllate i vostri progressi e vedrete che la massa magra deve restare uguale o addirittura aumentare. Aumenterà chiaramente di più se voi fate gli esercizi del capitolo per aumentare la massa magra.
L'importante è che cali la massa grassa. Ecco, l'obiettivo, come vi dicevo, io vi consiglio quell'obiettivo salutare del 20% per le femmine, 15% per i maschi. Gli eccessi non portano mai un vantaggio, quindi rimaniamo dentro l'equilibrio che la cosa è sicuramente la più giusta da fare. Ci sarebbero tante altre cose da dire e non posso dilungarmi oltre, il video diventa troppo lungo e vi consiglio di leggere il capitolo, che è la cosa più semplice, troverete indicazioni anche delle altre armi di distruzione di massa grassa, quindi l'introduzione dei liquidi, gli esercizi per sciogliere il grasso addominale, le erbe da prendere per attivare il metabolismo, la tecnica dell'orecchio, varie tecniche che possono tutte insieme come una squadra aiutarci a perdere questo grasso in eccesso. Vi auguro un'ottima dieta e un bel dimagramento, soprattutto sano, quindi che alla fine uno deve sentirsi meglio, più forte, più sano e più felice. Auguroni!